Sì, buongiorno, 14.01, quella alle nostre spalle è Piazza Trieste Trento, 25 aprile senza celebrazioni, prefetto Marco Valentini. Sì, sono 75 anni dal 25 aprile del 45 e quest'anno questa emergenza ci ha messo nella condizione di fare celebrazioni più sobrie e più raccolte, ma naturalmente il valore di questa celebrazione resta intatto. Ecco, qual è il valore per le istituzioni? Ma il valore è un valore molto profondo, tutte le istituzioni hanno sempre ricordato il 25 aprile come elemento di unità del Paese, tra tutte le istituzioni vorrei ricordare la più importante, la Presidenza della Repubblica, non soltanto per quello che fa il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in ogni occasione ricorda il valore della coesione sociale e nazionale, ma anche per quello di molto importante che hanno fatto i suoi predecessori, a partire da Carlo Azeglio Ciampi, presidente napolitano, che a Milano soltanto qualche anno fa ebbe a sua volta modo di ricordare come è stato un onore per la Repubblica Italiana avere Sandro Pertini come Presidente della Repubblica. Prefetto Valentini, ci siamo visti 32 giorni fa e questa piazza era vuota come è adesso vuota. Ci avviciniamo a una svolta? Sì, abbiamo tutti quanti la speranza che il governo adotti delle misure di maggiore apertura nei prossimi giorni. Naturalmente saranno delle misure graduali, questo già lo sappiamo, non dobbiamo correre il rischio di sprecare quello che è stato fatto finora, ma soprattutto dobbiamo confidare nel senso di responsabilità delle persone. I controlli ci sono stati e ci saranno anche in futuro, ma non sono i controlli quelli che fondano la capacità della comunità di fronteggiare questa. Occorre che ognuno adotti buon senso e senso di responsabilità. Possiamo però dire che almeno fino ad oggi questo è accaduto. Almeno fino ad oggi questo è accaduto, sono certo che accadrà anche nei giorni successivi, ma è bene sempre sottolinearlo e ricordarlo. Buon 25 aprile. Grazie a A voi la linea. Il Comune di Napoli